La ricetta che vi propongo oggi per morsi di Sicilia è di certo fra i dolci più rappresentativi del territorio in cui vivo, nello specifico la provincia di Catania, ma è diffusissima in tutta Sicilia e ha come protagonista le mandorle siciliane. Sono le paste di mandorla, prepariamole insieme. Per realizzare questo dolcetto gustosissimo che ha come protagonista le mandorle, vi serviranno appunto delle mandorle di buona qualità, pelate. Potete anche pelarle, adesso vi spiego come. Vi servirà anche dell'albume d'uovo, dello zucchero, del miele d'acacia o d'agrumi o di sulla, comunque un miele chiaro e anche delicato, l'aroma vaniglia, ma è facoltativo, e dello zucchero a velo, un goccino d'acqua e nient'altro se non il forno e un robot da cucina, un cutter molto potente. Mettiamoci subito all'opera e bando alle ciance. Come vi dicevo, per questa preparazione sono necessarie le mandorle pelate e devono essere delle mandorle di buona qualità, profumate e gustose, altrimenti il dolcino vi saprà di poco. Se non riuscite a reperirle già pelate, potete farlo voi utilizzando una mandorla siciliana, magari della varietà pizzuta o tuono, che sono belle saporite, e potete pelarle semplicemente passandole un minuto in acqua bollente e poi raffreddandole. Pelandole si toglie facilmente la pellicina. L'unica cosa che vi consiglio, se fate questo passaggio preventivo, fatelo il giorno prima e lasciate le mandorle su un panno di cotone ad asciugare in cucina a temperatura ambiente. Così facendo avremo una mandorla che non avrà assorbito acqua nel momento in cui la andremo a lavorare, aspetto che è importante. Se volete vedere questo passaggio ve lo mostro nella ricetta della granita alla mandorla che trovate qui. Io utilizzo il bimby, che va benissimo. Iniziamo frullando le mandorle. In questa fase dobbiamo ottenere una granella grossolana. A questo punto aggiungiamo lo zucchero e frulliamo il tutto abbondantemente. Dobbiamo ottenere un composto fine. C'è un rischio però in questa fase ed è quello che surriscaldiamo troppo le lame del nostro frullatore, si surriscalda l'impasto e la mandorla rilascia l'olio e lo zucchero si scioglie in maniera inopportuna. Dobbiamo stare molto attenti, alterniamo eventualmente momenti di riposo a momenti di frullamento. Lascio riposare qualche minuto così che non salga di temperatura e nel frattempo preriscaldo il forno a 200 gradi. Se non aveste un frullatore sufficientemente capiente, utilizzate la farina di mandorle, sempre di buona qualità si intende. Così facendo avrete più possibilità di ottenere la granulometria giusta. Ottenuta una consistenza omogenea, zucchero e mandorle si sono praticamente legati. Se schiacciamo diventa quasi compatto l'impasto. Possiamo andare ad aggiungere le altre componenti, che sono il miele, l'albume, volendo l'aroma vaniglia, che io preferisco mettere. Di paste di mandorla se ne trovano davvero di tantissime versioni e aromatizzate in più modi, con la scorza d'arancia per esempio, con le arance candite. Questo sarebbe stato il momento giusto per andarle a inserire. Noi facciamo la tradizionale con l'aggiunta di un po' di aroma di vaniglia, che secondo me ci sta molto bene. Lavoriamo il nostro impasto, amalgamiamo il tutto. Un noto pasticcere delle mie zone mi ha consigliato di aggiungere all'impasto qualche goccio d'acqua, mi ha svelato questo trucchetto. L'acqua in cottura andrà a formare sulla pasta di mandorla delle crepe che sono, diciamo, identificative del dolcetto stesso. Ecco, le otterremo lo stesso, in quel caso si vanno a incentivare. Io però, se siete alle prime armi, le prime volte vi sconsiglio di farlo, proprio perché già abbiamo di base un impasto molto morbido. Cospargiamo il nostro piano da lavoro di zucchero a velo e trasferiamo il nostro composto. Mettiamoci accanto una placca da forno rivestita da carta forno. Trasferiamo sul piano zucchero a velo in abbondanza. Poi la pasta di mandorla si prenderà quello necessario, però per lavorarla è fondamentale averne in abbondanza sul piano. E trasferiamo sul piano parte del nostro impasto di mandorle. Paniamolo letteralmente creando un cordoncino
e con un tarocco tagliamo i nostri pezzetti di mandorla. Una volta ottenuto il nostro cordoncino, lo schiacciamo leggermente creando una sorta di S, così, e lo trasferiamo sulla placca da forno. Muoviamo l'impasto perché altrimenti si attacca. Dobbiamo essere abbastanza rapidi a fare questo lavoro. Come vedete, questo dolcino è assolutamente gluten free perché non c'è l'aggiunta di alcun tipo di farina, se non quella appunto di mandorle. E a questo punto andiamo in forno a 200 gradi, anche 210 in modalità statica, per circa 10, 11, 12 minuti, il tempo che la superficie risulterà sufficientemente dorata. E voilà! 10 minuti, 200 gradi in modalità ventilata e otterrete questo risultato. C'è chi li preferisce un po' più alte, chi un po' più basse, chi un po' più dorate, chi meno dorate. Fatto sta che sono buonissime sempre. Adesso non dovete fare altro che resistere il tempo che raffreddano, altrimenti vi si sbriciolerebbero fra le mani, e gustarle. Troverete una consistenza croccantina all'esterno e una morbidezza incredibile all'interno. Assaggiamolo insieme come facciamo sempre, guardate. Sono davvero eccezionali, ci vogliono 10 minuti per prepararle, 10 minuti per cucinarle e credetemi molto meno per mangiarle. Si conservano per giorni, potete conservarle all'interno di una teca di vetro, oppure ancora sigillarle nelle apposite bustine che vendono proprio per conservarle singolarmente. Sono un cadeau perfetto, non c'è dono che noi della provincia di Catania amiamo fare di più, se non quando andiamo a trovare qualcuno fuori dalla Sicilia, se non portare una scatola di paste di mandorla. Sono deliziose, rappresentative e piacciono proprio a tutti. A me sicuro. Sono certa che questa ricetta la replicherete in tantissimi. Alla prossima!